soldi perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta. Torna in onda Pop Economia con la prima puntata dell'anno. Alessandra, a te la linea. Grazie Lorenzo, innanzitutto rodiamo come sempre in diretta, dimmi se sentite la mia voce perfettamente. Sì, sentiamo bene, tutto a posto. Molto bene, allora caro Lorenzo, grazie, sì, questa è la prima puntata del 2025, siamo un pochino in ritardo sulla tabella di marcia a causa di una mia brutta influenza. State attente cari amiche e amici di Radio Libertà perché l'influenza quest'anno è davvero molto fastidiosa e pesante. Chiamerò in questi giorni in radio un esperto per farci dare dei consigli e per vedere come possiamo combatterla ancora meglio. E oggi è martedì, buon martedì 21 gennaio e si continua a sentire come si sente forte l'America, e già perché ieri l'Inauguration Day, Donald Trump si è insediato e ha fatto giuramento e ovviamente, come nel suo stile, molto rumore, impazza la polemica in Italia, ha dato subito addio, ha fatto subito il funerale al Green Deal e ha promesso una nuova età dell'oro e poi le stelle e strisce, indovinate dove, indovinate come, su Marte, con la complicità ovviamente di Elon Musk, lo avrete capito. In politica estera si pone come il mediatore, il risolutore, e noi parliamo di tutto questo e anche della percezione di questo Trump che vuole rompere e cambiare tutto, e lo sta già facendo oggi subito, provvedimenti esecutivi e l'uscita dall'OMS. Con il sondaggista è un piacere vederlo in video e credo di fronte a Mamma Rai, forse credo, Antonio Noto. Buon pomeriggio. Buongiorno. Antonio. Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio, direttore Istituto Demoscopico, Noto Sondaggi, che credo stia andando a porta per registrare una puntata che tutti vedremo. È così? Me lo confermi? Proprio su Trump, tra l'altro è uno dei temi principali degli argomenti. Proprio su Trump. Ma siccome arriviamo un pochino prima noi, vediamo un po' cosa vuoi rivelarci di questo Trump ancora più dirompente, caro Antonio. Innanzitutto perdonami, scusami, ma voglio ricordare dove possono sentirci i nostri ascoltatori: sulla Radio DAB, ovviamente sul 252 del digitale terrestre, e ovviamente anche chiamateci con le vostre bellissime rumorose voci. A quale numero, Lorenzo, velocemente? Allora, se volete chiamare in diretta il numero è lo 0292947222 e se invece volete mandare un messaggio su WhatsApp il numero è il 340 670 9659. Allora Antonio, è un mondo veramente nuovo quello di Donald Trump, che subito impone uno stile diverso sia nel linguaggio, nella modalità comunicativa e poi operativa, perché ho appena detto gli USA escono dall'OMS, ieri lo abbiamo visto tutti in formissima all'Inauguration Day, diversissimo da Trump, e poi c'è il punto dei dazi, no? Questo riferirsi ancora ai forgotten, in qualche modo, l'abbiamo detto anche l'altra volta con te, cioè a coloro che sono più disperati, peraltro in un giorno ieri non casuale, perché ricordo che è un giorno per gli Stati Uniti importante, perché il 20 gennaio si celebra diritto il Martin Luther King Day. Allora, come hai visto questo Trump e come vedono gli americani Trump? Se si votasse in sostanza oggi, cosa accadrebbe? Ma gli americani ovviamente riconfermerebbero il consenso a Trump, è qualcosa che è accaduto recentemente, non hanno cambiato idea, cioè chi ha votato Trump non ha cambiato idea, devo dire anche con... utilizzo una parola che non è brutta, insomma, dà però il significato. Con la messa in scena di ieri, no? Dove ha firmato in diretta televisiva i decreti, ecco, è un po' come se avesse detto: guardate, io confermo qui le mie promesse elettorali. Poi può piacere o non piacere, però quel gesto è stato proprio un gesto di conferma che quello che lui aveva detto durante la campagna elettorale non solo si avverrà in futuro, ma avviene domani, avviene oggi,
raggiunge, viene Avviene subito, no? quindi è un Perché io patto che viene onorato in qualche modo. Esattamente, insomma questo. Poi dobbiamo capire ovviamente se produce effetto, se lui cambierà la parola Panama con America, insomma, poi bisogna vedere nella realtà se diciamo gli obiettivi saranno raggiunti, però comunque ha dato un segno molto forte, no? Ha dato anche un segno di un'immediatezza, no? Ha parlato anche del problema dell'inflazione, del potere economico, cioè tutti temi molto urgenti per gli americani, sui quali bisogna intervenire subito, cioè non bisogna aspettare molto tempo. Quindi, diciamo, lui ha aumentato l'attesa degli americani che questo possa accadere, ha aumentato la speranza. Ovviamente adesso si gioca nei fatti che, diciamo, quello che lui ha promesso realmente si potrà concretizzare. Si vedrà. Esattamente. Tu accennavi al problema dei dazi, no? Questo dire imponiamo dazi all'estero per arricchirci noi, quindi per star meglio noi cittadini americani. Questo quanto piace, ripeto, ai Forgotten, a tutte quelle persone che comunque hanno delle difficoltà economiche e che pensano che questa potrebbe essere la soluzione. Ma sicuramente questo è un elemento che produce favore, consenso nella popolazione americana. Devo dire anche, noi abbiamo analizzato anche la percezione degli italiani e la percezione anche degli europei. Mi precedi nella domanda. Ecco, qual è? rispetto a questo. Allora, nella percezione degli italiani non è stato ancora metabolizzato il concetto del dazio, no? E ecco, sembra quasi, cioè per gli italiani è quasi più una promessa che poi alla fine non sarà realizzata, sembra più quasi una forma di comunicazione politica più che un obiettivo da raggiungere. Per cui gli italiani non danno molta retta ai dazi, cioè per loro non è una cosa che realmente si concretizzerà, ecco, la vedono un po' fumosa. Ecco, però a una cosa gli italiani danno molto significato rispetto a Trump, rispetto alla politica estera. Dico due dati, no, che danno un po' il segno di quanto poi gli italiani, al di là ovviamente di dividersi fra destra e sinistra rispetto alle azioni politiche messe in campo da Trump, però sulla politica estera c'è anche un po' di trasversalità, cioè vale a dire per gli italiani ha avuto più impatto Trump che Biden sulla firma di tregua tra Israele e Hamas, no? Quindi si vede già Trump in prima linea, no? A cercare di spegnere le guerre, e per la maggioranza degli italiani Trump potrà avere più chance di Biden a fare in modo che la guerra tra Ucraina e Russia possa terminare. Quindi c'è anche una speranza degli italiani rispetto all'operato di Biden e di Trump, ovviamente una speranza legata più alla politica estera che non alla politica Certamente, interna. e quindi anche allo voler star bene a casa propria, perché se chiaramente il conflitto si risolve, Trump diventa il risolutore, anche a casa nostra si sta meglio. Hai preceduto perfettamente le mie domande, quindi la percezione degli italiani mi sembra di capire che non è una percezione di paura, e soprattutto anche sui dazi, non sono poi così spaventati. Allora, non sono perché spaventati. C'è un'Europa dall'altra parte, ora lo vediamo con News sul Serie, molto tremante sui dazi, no? Che manda continuamente moniti. Questo sì, però è ancora una interlocuzione politica, non è realtà, no? Ecco, per i cittadini non è un qualcosa, cioè i cittadini quasi non ci credono che possa capitare, che possa accadere questo, no? Quindi è qualcosa, non dico di lontano, ma si pensa più che sia una promessa elettorale, che poi non realmente, diciamo, che l'Europa venga colpita dai dazi. Ovviamente stiamo parlando di immaginario collettivo dei cittadini, perché i cittadini non sono economisti, no? Non è che comprendono bene, ecco, però così come hanno speranza che Trump possa essere un regista principale per la fine della guerra tra Ucraina e Russia, così pensano che lo stesso Trump, tutto sommato, ha detto la questione dei dazi, ma forse non la realizzerà, o non la realizzerà nel modo in cui è stata detta. Infatti lo stesso Trump ha detto qualche giorno fa: Gaza un cessate il fuoco epico proprio per merito mio, lo ha subito rivendicato questo cessate il fuoco. Sì, poi è chiaro che c'è una coincidenza, cioè proprio alla vigilia di quando Trump è entrato nella Casa Ovale, è chiaro si è firmato l'accordo di tregua, quindi anche questa coincidenza sicuramente ha alimentato la percezione che lo zampino di Trump è stato fondamentale. Ecco, ti chiedo un'altra cosa: quanto affascina ancora la figura delle First Lady? Oggi
impazzano i commenti sullo stile, sulla bellezza anche indiscutibile di Melania Trump. Quanto prende questo anche, io penso diciamo, che noi italiani ancora? Sì, io penso che sia un po' più un racconto italiano. Mi è sembrato nella cerimonia di ieri che c'è stata ovviamente più presenza del personale politico, c'era la vicepresidente di Biden accanto al Biden, non c'era la moglie di Biden accanto al Biden, no? E c'era sì la moglie di Trump, ma al di là, come dire, del cappello che ha creato Che ha creato discussione, molto rumore anche psicologico, perché tutti i psicologi si stanno interrogando il se motivo, questo cappello era a misura o per non far vedere gli occhi, studiato o no. Oggi si parla solo di questo. Certo, le fantasie si alimentano, ecco, però non c'è stato nessun messaggio politico neanche da parte della First Lady, cioè non ha detto una parola, non c'è stata un'intervista, quindi voglio dire, si è fatto solo un racconto sul cappello, ma nulla sul contenuto. Per cui mi sembra che, come dire, con questa legislatura di Trump, forse le First Lady sono un po' meno politicizzate rispetto a prima, ecco. Sono un pochino più da parte, insomma. Più che da parte, ecco, una cosa è essere attore in politica se sei First Lady, una cosa è essere attrice in politica se sei come la vicepresidente di Biden, che è stata una candidata e ovviamente un'attrice principale in politica, ecco. Però non è che essere la First Lady debba essere di per sé un elemento tale per cui ti accrediti nel mondo politico. Ecco, Antonio, un'ultima domanda e poi ti lascio. Quanto vale l'agenda economica di Trump? Tu l'hai accennato all'inizio, l'economia, lo abbiamo detto, per gli americani è fondamentale. Ma diciamo, lui ha fatto un discorso molto, molto motivante, no? Rispetto alle classi più povere. Ha detto produrremo più auto, gli operai delle fabbriche e le auto ci hanno aiutato col consenso, quindi avremo più petrolio, meno auto elettriche. Insomma, diciamo è stato ha un po' galvanizzato un po' tutti i suoi elettori e li ha galvanizzati anche rispetto alla crisi economica. Nel suo discorso la crisi economica è stato uno dei primi punti, diciamo, che ha toccato, ma sempre con quella sua logica, in un certo senso, in senso positivo, cioè nel senso è come se avesse detto io ho la ricetta, poi andiamo a vedere se effettivamente avrà la ricetta, ecco. Però nel racconto di ieri tutto sommato ha detto questo, insomma, ecco. Quindi da questo punto di vista al suo elettorato ha dato entusiasmo ieri. Bene, allora le ricette ci sono, a quanto pare, basta soltanto cucinarle, le sta già cucinando il Presidente e noi ci rivedremo per capire come vanno gli umori degli americani e anche degli italiani. Grazie. Buona continuazione. A vedere Porta a Porta quando sarà in onda? Stasera. Grazie Antonio. Buona continuazione. Arrivederci. Grazie. E allora eccoci, vedo collegati i nostri altri due ospiti, Nino Sunseri, grandissimo giornalista economico che ci accompagna per questo inizio, proprio battezza la puntata del 2025, sono molto contenta, giornalista della Verità e Panorama. Nino, come stai? Bene, grazie, tu sei sempre troppo gentile, immeritatamente le cose che mi dici, ti ringrazio. È così e adesso veniamo a commentare con te l'agenda economica di Donald Trump e poi è un piacere ritrovarlo, abbiamo lasciato nell'ultima puntata del 2024, il presidente del Codacons, l'avvocato Gianluca Di Ascenzo. Ben ritrovato. Ben ritrovata, grazie per l'invito in trasmissione, è sempre un piacere. E allora, caro Nino, cominciamo con l'agenda economica. Ci diceva Antonio Noto che era collegato dalla RAI dove sta andando a registrare Porta a Porta, quindi era un po' di fretta, ma ci ha dato degli spunti importanti. Dice l'economia rimane la priorità per gli americani e comunque Trump ha dato in questo Inauguration Day che ha incollato tutti a guardare, a vedere un'immagine anche di produttività, un'immagine di operatività, che è quello che non solo piace agli americani, perché è come dire, io questo patto l'ho fatto con voi, lo onoro subito, non tra un mese, ma subito, ma ci diceva Antonio Noto, piace anche molto agli italiani e soprattutto, vengo al punto dei punti, quel punto che sta facendo tremare l'Europa, e ora vediamo cosa sta con te accadendo a Davos. I dazi, si parla tanto, impazza il dibattito sui dazi, ma gli italiani, dice il sondaggista Noto, non ci credono mica poi tanto a questi dazi, cioè lo vedono come una narrazione lontana e quasi inattuabile, quasi una minaccia, ma non si preoccupano di dazi. Allora chiedo a te,
che ci illumini sempre. Noi dobbiamo preoccuparci davvero di questi dazi, perché poco fa a Davos il vicepresidente cinese dice attenzione, attenzione, Davos al forum, grande forum economico, le guerre commerciali non hanno mai vincitori e il protezionismo non porta da nessuna parte. Vai Nino. No, guarda, credo che quello che ha detto Noto sia assolutamente corretto, cioè sì, Sia Antonio assolutamente noto, dico. sì, è assolutamente noto. Per fare una battuta. E c'è Trump ha il passo del commerciante, essendo lui uomo di impresa comunque, nel senso che alza il prezzo della sua merce, in questo caso delle sue minacce, e poi scende, che è quello che ha fatto la prima volta, al primo giro, e che continuerà. Cioè, come dice giustamente qualche mio amico, quello che dice Trump va preso sul serio, ma non va preso alla lettera. E quindi lui ha questo approccio molto, molto drastico, molto duro, molto volitivo, che è quello che poi gli serve per andare alla trattativa e abbassare il prezzo. Quindi io francamente ai dazi non credo molto, non credo a una guerra commerciale tra Europa e Stati Uniti, credo anche abbastanza poco a una guerra commerciale tra cinesi e americani, nel senso che anche i cinesi hanno dimostrato di avere a cuore l'economia e il commercio, e quindi, come dire, hanno già un terreno comune su cui andare a ritrovarsi, a incontrarsi. Tu dici Nino, in fondo anche i cinesi vogliono parlare con Trump, fanno i duri, ma Come si è visto, lui la prima cosa che ha fatto, che non era certamente strategico, ma di valore segnaletico importante, ha detto vabbè, lo stop a TikTok ne riparliamo tra 3 mesi. Scadeva ieri, cioè entro la giornata di ieri i cinesi dovevano vendere la quota americana di TikTok, altrimenti veniva spenta, secondo la Biden. È arrivato, prima ancora di sedersi alla Casa Bianca, Trump ha detto no vabbè, ne riparliamo fra 3 mesi. Ha rimandato. Adesso non è che TikTok sia strategico, insomma, non credo che però è appunto è indicativo del fatto che tutti alzano molto la voce, perché così alzano la posta in gioco. Poi... Ecco, anche Ursula von der Leyen, non l'avrei vista poco fa, dice chiediamo di essere insomma nei rapporti più competitivi, ci vuole maggiore competitività, e addirittura ha chiesto un report a Draghi, al presidente Draghi, sulla competitività europea. Ursula von der Leyen sembra la più spaventata in tutto questo. Ti risulta? Ma sai, intanto la poveraccia ha qualche problema di salute. Qualche problemino ce l'ha. Di salute, ma sai, quello che ha chiesto è in realtà il documento che Draghi ha preparato già lo scorso anno. Quello è la ricetta per l'Europa. Guarda, Alessandra, parliamoci abbastanza facilmente. L'Europa ha campato sostanzialmente dalla fine della guerra e sempre di più, avendo la difesa, l'ombrello americano, quindi niente, avendo come
fornitore di energia a basso prezzo la Russia, e poi negli ultimi tempi sempre di più la Cina come mercato di sbocco. E su questa triangolazione l'Europa ha campato e si è anche molto adagiata, nel senso che non ha avuto, a cominciare dalla Germania, particolare spinta all'innovazione, tant'è che appunto lo vedi, non c'è nessuna grande impresa europea, tranne forse qualcosa in Germania, nel campo delle tecnologie. C'è abbastanza poco, anzi zero, su tutto il discorso di internet e dello sviluppo delle tecnologie digitali, perché abbiamo campato benissimo costruendo le nostre auto sulla nostra chimica, cioè sul settore finanziario, cioè l'Europa ha campato serenamente, anche in maniera molto ricca, su attività tradizionali su cui aveva sviluppato sicuramente delle eccellenze, però non si è buttata fuori a fare chissà quali investimenti in settori innovativi. Questo l'hanno fatto gli americani. Chiaro Nino. Allora, mentre Lorenzo ci dà la timeline, cioè quando dobbiamo interrompere per la pausa, Lorenzo, dimmi tu, intervieni a gamba tesa in diretta, c'è una telefonata? Mi pare di capire? No, non c'è più la chiamata, era... Accidenti, mi spiace molto, non l'abbiamo presa, se vuole richiamare noi siamo qui. Intanto, dimmi tu quando andiamo in pausa, presidente di Ascenso, Nino Sunseri ha detto una parola che fa tremare noi italiani, una parola chiave, energia. E allora veniamo, ed è tutto molto connesso, perché mentre gli americani sono tutti in questo momento presi ovviamente giustamente da questa inaugurazione, dalle mosse politiche di Trump, tutto il mondo sta a vedere questo, noi però dobbiamo fare un pochino i conti, no? Tra noi in famiglia, e i conti quasi quasi mai tornano. 350 euro in più su bollette di energia elettrica e gas. Questa è l'ultima simulazione che è stata fatta, e l'aumento tipo di ogni famiglia. Poi Nino ci dirà meglio, anche Basteghini, il presidente dell'ARERA, ci ha un po' in questi giorni, lo ha detto ad un collega, un amico comune, rassicurato su questo, ce lo dice poi Nino. Poi però c'è anche una notizia che io volevo vedere con lei. Innanzitutto lei mi confermi se ci sono questi aumenti, perché Codacons sta lì, no? Con la pistola puntata per vedere gli aumenti, e vediamo un po' questa volta a chi dobbiamo metaforicamente sparare. Ma da febbraio c'è la procedura per avere 113 euro all'anno, cioè per i fragili, e questo interessa tutte le famiglie italiane. Se lei può spiegarcelo, intanto cominciamo, poi magari quando Lorenzo ci interrompa andiamo in pausa. Prego. Sì, per essere molto semplici, da una parte ci preoccupa il tema dell'energia, perché non è solamente quello che noi paghiamo con le fatture dei vari venditori per quanto riguarda la casa, ma c'è il tema che i costi dell'energia si ripercuotono anche sulla produzione. Pensiamo sull'agricoltura, per essere molto semplice e banale, per il riscaldamento delle serre, degli ortaggi che consumiamo, per cui noi rischiamo di pagare due volte questi aumenti, uno direttamente in fattura, l'altro con la spesa che andiamo a fare nel carrello, nei supermercati piuttosto che nei negozi di vicinato. C'è un tema importante, perché il governo ci ha rassicurato per quanto riguarda l'approvvigionamento di gas, quindi insomma non dobbiamo temere di rimanere al freddo durante questo inverno. Però c'è il tema che l'autorità, per quanti sono rimasti nel mercato tutelato, ha applicato un aumento di circa il 18% su quelle che sono le tariffe del mercato tutelato. Quindi qual era il paradosso sul quale è intervenuto il legislatore? Sappiamo su questo il presidente Cusmeroli, presidente della Commissione Attività Produttive, si è battuto molto anche con noi e delle associazioni dei consumatori. È il fatto che i consumatori vulnerabili, quindi gli over 75, i titolari di bonus, coloro che abitano in situazioni di emergenza per eventi, per delle calamità naturali, piuttosto nelle isole minori non collegate, e quindi i più fragili, detto proprio sinteticamente,
pagano di più rispetto a tutti coloro che dal mercato tutelato sono transitati in quello che si chiama sistema tutele graduali. In sintesi viene l'acronimo STG. Perché che cosa è successo? Sono state fatte delle aste, diversi fornitori di energia si sono aggiudicati i territori e in estrema sintesi questo ha comportato un risparmio di circa 113 euro, come dicevi tu, di oltre 100 euro, e quindi il paradosso è che i vulnerabili si trovano a pagare di più rispetto a chi dal mercato tutelato è passato al sistema tutele graduali. Quindi che cosa ha fatto il Parlamento con la legge sulla concorrenza? Ha fatto sì che fino a giugno di quest'anno coloro, cioè i vulnerabili, possono andare nel mercato o libero piuttosto che andare nel sistema tutele graduali, quindi beneficiare di questo ascolto che è di fatto un prezzo che per 3 anni è un prezzo agevolato, e quindi nel frattempo possono anche valutare se cercare di pagare meno, posto che è stata l'autorità che ha certificato questo aumento del 18% rispetto alle tariffe del mercato. Poi, come fare praticamente anche, ce lo può dire dopo la pausa magari, proprio come fare praticamente per fare questo passaggio, almeno quelle 2 o 3 mosse fondamentali, perché se no ci confondiamo le idee. Allora, io direi andiamo proprio 30 secondi in pausa, rimanete con noi, sia il presidente di Ascenso che sia Nino Suzzeri, e ricominciamo con il nostro dibattito. Grazie. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Va ora in onda Rumore. Mi è sembrato di sentire un rumore. Torniamo in onda con Rumore. Alessandra, a te la linea. Ed è tutto un rumore perché da ieri, dall'election day, l'inauguration day, scusate, è tutto un rumore, e il rumore è quello di casa nostra, lo dicevamo, delle bollette, dei consumi ad altissima tensione, ma è anche il rumore delle vostre voci. C'è una lady, una signora che sta aspettando in linea, è vero Lorenzo? È caduta la linea? No, ci sono. Buonasera, cara signora Lisetta, ci dica tutto, ci dica tutto nel suo report. Tornata, signorina. Allora, volevo dire questo, due parole sull'euro. Che secondo me la debolezza del nostro euro rischia di far crescere l'inflazione a causa dei rincari delle materie prime come il petrolio, quotate nella valuta americana, purtroppo. Tutto qua. Io vi saluto e una buona serata a tutti e due. Ormai il dono della sintesi è proprio della signora Lisetta. C'è il problema, caro Nino, dell'euro. I nostri ascoltatori sono sempre preoccupati perché l'euro, dicono, non ci aiuta, è così, però abbiamo tante volte anche spiegato, Nino, e poi torniamo sui consumi e sulle bollette, che senza l'euro, senza l'Europa, noi non saremo qui in questo momento, no? Avremmo fatto la fine della Grecia, è così, Nino? La fine della Grecia, o peggio ancora la fine chiariamolo sempre questo. L'Argentina. Sì, allora l'inflazione non è più un problema. Mi dispiace per la signora Lisetta, ma l'inflazione non è più un problema. Sta continuando a scendere, nonostante il dollaro stia a 1,02, 1,03 e anche il prezzo del petrolio sta intorno agli 80. Il prezzo del gas, appunto, anticipo quello di cui stavamo parlando, l'ha detto il presidente dell'ARERA, ha toccato il prezzo del gas, ha toccato il top e comincerà a scendere nel corso del 2025. Adesso sta intorno a 46-47, aveva superato i 300-350, quindi come dire, va bene tutto, per carità, capisco che i problemi non finiscono mai, ma bisogna anche avere
voglia di vedere le cose, anche il bicchiere che non è sempre mezzo vuoto, per fortuna molto spesso è anche mezzo pieno, e in questo momento ha sicuramente un bicchiere che si sta riempiendo, e perché non ci sono, poi per carità un cigno nero è sempre possibile, ma in questo momento non ci sono all'orizzonte delle grandi preoccupazioni, anzi casomai appunto c'è un bicchiere che si sta riempiendo, perché la guerra in Medio Oriente in questo momento ha avuto uno stop e vediamo se va avanti. In Ucraina dobbiamo assolutamente sperare che la guerra finisca presto, ma soprattutto sappiamo con certezza che ci saranno poi i grandi investimenti per la ricostruzione dell'Ucraina, e quindi quello vuol dire che tutta l'economia europea avrà comunque grandi benefici dalla ricostruzione dell'Ucraina, che è un tema di cui in questo momento nessuno parla, perché appunto, ne parleremo presto noi, Nino. È un tema importante del quale nessuno parla. E nessuno parla finché c'è la guerra, e non si può parlare ovviamente di ricostruzione. Ma se le cose andranno come devono andare, bene, questo è un altro tema, ecco, di cui dobbiamo parlare. Allora, il bicchiere, dice Nino Sunseri, presidente di Ascenso, si sta riempendo. Mi scuso se l'ho interrotta per la pausa, stavamo parlando nella riempitura di questo bicchiere, diciamo così, di queste bollette che ci fanno impazzire, ma una speranza c'è, dice Nino Sunseri, perché il presidente dell'ARERA ha dato dei dati precisi sul gas. L'inflazione è un problema, non è più un problema, cioè nel senso che è un problema minore, molto minore rispetto a prima, e i fragili come devono fare per passare? Perché me lo stanno chiedendo in questo momento, ce lo chiedono, per passare da questi due mercati nel passaggio e per avere degli sconti sulle bollette. Ecco, 3 mosse almeno da fare. Allora, prima una battuta, è verissimo quello che stava dicendo, perché nonostante l'aumento del 18% delle tariffe del mercato tutelato, comunque si paga meno rispetto al 2023, quindi è vero che il bicchiere si sta, e questo l'ha certificato l'autorità dell'energia. Per quanto riguarda questo passaggio, ad oggi è ancora un po' macchinoso, cioè nel senso bisogna andare sul sito dell'autorità dell'energia, vedere chi è il gestore del proprio territorio che si è aggiudicato l'asta nel proprio territorio, e poi da febbraio poter effettuare questo passaggio. Quindi lo so che è complicato da dire in questo momento. È complicato soprattutto per i fragili, le persone più anziane, non trova? Assolutamente sì, infatti il tema è molte volte il legislatore cerca di anticipare i tempi tecnici, però dopo si scontra con la realtà dei meccanismi che richiedono l'implementazione dei sistemi per consentire il passaggio, perché in teoria da gennaio sino al 30 di giugno del 2025 è possibile effettuare questo passaggio. Ad oggi però, se noi andiamo sul sito dell'autorità, ancora non troviamo le modalità tecniche per effettuare questo passaggio, perché l'invito è infatti andare a verificare sulla base del proprio territorio chi è il gestore che offre il servizio a tutele graduali, e da lì poi dopo scaricare la modulistica, che però ad oggi ancora non c'è, non ci sono ancora questi riferimenti. Per cui quello che possiamo fare sicuramente è invitare tutti gli ascoltatori a continuare a seguire il tuo programma, perché noi queste informazioni con te le diamo in tempo reale, continuare a seguire ovviamente anche il sito internet dell'autorità. Nel frattempo quello che possiamo fare, siccome sappiamo che c'è il portale delle offerte, che è il comparatore ufficiale dell'autorità dell'energia, possiamo provare a verificare quanto stiamo pagando, per vedere se sul mercato libero c'è un'offerta competitiva che ci possa consentire, sulla base dei nostri consumi, anche se sulle offerte del portale del mercato libero, insomma, ci sono molte polemiche, perché alcuni sostengono che in realtà il mercato con il sistema a tutele graduali è ancora molto competitivo rispetto al mercato libero. Non tutte quante le offerte si trovano sul portale, però insomma, qui non voglio aprire una parentesi per creare ancora più confusione.
Allora, un po' complesso devo dire. Nino, che ne pensi? Un po' complesso, pensavo più semplice. Io mi sono già insomma innervosita sinceramente. Dobbiamo trovare un sistema, Presidente De Censo, tra il Codacons, l'Associazione dei Consumatori, e parlare anche con l'onorevole Gusmeroli, perché troppe difficoltà. L'altra volta le abbiamo un po' snellite attraverso anche il Codacons, che aveva pubblicato sul suo sito un vademecum, mi sembra, no? Di ricordare. Sì. Comunque quello che mi permettevo di Prego, Nino. Di aggiungere, no, è che appunto dico, la procedura, come diceva il Presidente del Codacons, non è semplicissima, ma nel frattempo, se il Presidente dell'ARERA ha ragione, probabilmente i prezzi sul mercato libero scenderanno più rapidamente di quello che può succedere sul mercato tutelato, per cui poi alla fine insomma, chi si infila in questo tunnel ma rischia di non vedere mai la luce, perché nel frattempo dall'altra parte i prezzi, le tariffe sono scese, dico, per cui non lo so, non voglio entrare in tecnicismi che non conosco, dico solo che considerando appunto la velocità con cui comunque in 2 anni le tariffe sono scese, e presumendo che appunto in questo scenario, diciamo, di pace o comunque di minore conflittualità che si staglia all'orizzonte, probabilmente il prezzo del gas scenderà veramente in maniera apprezzabile, quindi poi alla fine si finisce per scoprire che i prezzi sul mercato libero rischiano di essere più competitivi degli altri. Per carità, questa è una mia... Quindi faremo prima, diciamo, di tutto, se scenderà il prezzo del gas. È d'accordo, Presidente De Censo? Velocissimi e poi passiamo ad un altro tema. Assolutamente sì, perché sappiamo che purtroppo siamo dipendenti ancora oggi dalle fonti fossili, le rinnovabili non sono ancora così diffuse, quindi volevo ribadire che comunque noi dell'associazione ovviamente siamo a disposizione per cercare di aiutare i consumatori, così come fai tu, fate voi con la vostra trasmissione. Cerchiamo di accompagnare i consumatori, di semplificare il più possibile la vita a tutti quanti noi consumatori. Esattamente, perché mentre lei parlava e parlavate, mi scrivono qui i messaggi gli ascoltatori. Antonio da Milano che dice: per me, io sono anziano, è troppo difficile, rischio di impantanarmi, e così tanti altri. Allora, Nino Sunseri, dicevamo il gas, le fonti fossili. Nell'agenda economica di Trump, tanto per chiudere la parentesi, il discorso su Trump, ci sono le trivellazioni, il funerale ovviamente che subito ha fatto al Green Deal, e i dazi per l'estero. Trivellazioni. L'altro giorno Tabarelli diceva: il nostro problema è proprio questo, noi dobbiamo, non abbiamo fatte prima, dobbiamo continuare di questo passo. Che ne pensi? Sai, è come sempre un problema di scelte di politica economica. Noi abbiamo abbandonato le trivellazioni sul mare, sull'Adriatico, o comunque è in tutto il paese, dicendo vabbè, siccome si va sempre più rapidamente verso un sistema di rinnovabili, perché buttare soldi per fare degli investimenti su una fonte, che sono quelle fossili, del metano, del petrolio, che tanto a scadenza, anche a scadenza più o meno veloce, verranno messe al bando. Adesso questa era una narrazione ovviamente non del tutto veritiera, e il vantaggio di Trump è stata quella di mettere a nudo che questa verità, cioè gli idrocarburi ci accompagneranno ancora a lungo. L'unica alternativa in questo momento possibile, ma politicamente difficilissima da percorrere, è il nucleare. Tutto il resto
e al momento delle belle storie che fanno bene sentirsi raccontare. Delle belle favole, Lino. Delle belle favole che fanno tutto bene il resto è noia. E questo tu l'hai già detto qui da noi. Ecco, chiudiamo con un'ansa che vedo, abbiamo soltanto 2 minuti, chiudiamo questo spazio gas, e qui riportato lo afferma l'Agenzia Internazionale dell'Energia, che dice così: in questo momento mentre parliamo nel 2025 la domanda sale più dell'offerta. E se la domanda sale più dell'offerta, caro Nino, che succede? Che i prezzi normalmente tendono a scendere. Quindi sei profeta, caro Nino, lo vedi quando io dico? Quando lo dico io? No, figurati. Che i prezzi tendono a scendere. Presidente Di Ascenzo, che dice? Ce lo auguriamo tutti quanti, insomma, ovviamente. Ce lo auguriamo. Mentre una battuta finale te la devo proprio fare, Nino. Ecco, Trump ha messo su una criptovaluta, lo hai sentito questo? Mentre... Lo hai sentito, l'official Trump, il meme coin. Ma come si fa a mettere su una criptovaluta 12 miliardi in 2 giorni? Poi lo chiederemo anche a Buddy Fox. Proprio una battuta super veloce perché devo chiudere. E Melania ha messo su la sua, insomma, come dire, non è bellissimo che il presidente americano e sua moglie mettano su due cripto e nello spazio di un paio di giorni, forse diciamo che hanno un po' passato il limite. Però Melania ha messo su il cappello e Trump la sua criptovaluta. Ma ne parliamo anche con Buddy Fox. Sulla sua criptovaluta. Cioè non solo Trump, anche Melania, cioè hanno messo insieme, cioè prima è uscito sabato, è uscito la cripto di Trump, e poche ore dopo, domenica, lunedì mattina, è venuta fuori la cripto di Melania, quindi c'è pure questo conflitto. Insomma, Presidente Di Ascenzo, noi dobbiamo stare attenti alle cripto, vero? Perché il Codacont ci ha detto qualcosa e lo abbiamo detto anche nelle altre trasmissioni. Qual è l'alert delle cripto e a cosa dobbiamo stare attenti? Velocissimo. Assolutamente sì, seguiamo quanto fa la Banca d'Italia per mettere in guardia dalle truffe. Molti consumatori, sperando in facili guadagni in poco tempo, insomma, non hanno fatto, come si dice, in borsa, insomma, al parco dei buoi, insomma, quindi non stiamo attenti a fare questi investimenti se non abbiamo le competenze. Evitiamo, perché rischiamo di perdere tutto quanto il denaro. Stiamo attenti cari amici, io vi ringrazio, con i vostri consigli e le indicazioni saremo ancora più attenti. Grazie Nino Sulzeri, ci vediamo prestissimo. Grazie a voi e buona serata. Buona serata Nino. E grazie al Presidente Di Ascenzo, a presto. Grazie, a presto, alla prossima. Alla prossima. E allora chiudiamo questo spazio sull'agenda economica di Trump e sulla nostra agenda di Pop Economia, l'agenda proprio dell'economia reale. Ne abbiamo parlato dell'inflazione, abbiamo parlato delle criptovalute, ma quella era soltanto una battuta, abbiamo parlato delle bollette e adesso però parliamo di politica internazionale. È sempre un piacere avere in collegamento, in diretta da Israele, David Zebuloni, collega, bravissimo, giornalista di Makor Rishon. David, ci sei? Mi senti? Ci sono, ti sento benissimo, il piacere è sempre mio. Eccoci qua, ben trovato e buon 2025 perché ci siamo lasciati noi nel 2024. Un 2025 che sembra aprirsi non sotto i migliori auspici, ma con dei risultati importanti. Il primo fra tutti, questo della tregua. Noi tutti abbiamo gioito l'altro giorno, abbiamo non più sperato, ma gioito nei fatti perché Emily, Romy ed Aaron, 3 donne, i primi 3 ostaggi, sono stati liberati e consegnati da Hamas alla Croce Rossa. 3 giovani donne che ora si trovano in Israele. Questo ci ha fortemente emozionato e ci ha fatto anche molto sperare. 90 i palestinesi che invece sono stati poi rilasciati in seguito, tu correggimi se sbaglio, do questi dati, da Israele. E tutto questo ha provocato gioia, lo ripeto, entusiasmo,
ma anche tanti dubbi, c'è un dibattito molto forte anche in Italia. Ho visto anche un tuo post e poi ho letto attentamente un tuo pezzo che tu hai scritto su Shalom, molto riflessivo, ecco, molto forte, ci sono delle corde emotive anche in questo pezzo. Tu dici c'è un accordo con Hamas, ma tutti sanno, ti cito, e poi vorrei che me lo spiegassi tu, che ce lo spiegassi tu, tutti sanno oggi in Israele che è un accordo sbagliato a prescindere. Ecco, vorrei che tu mi spiegassi bene queste parole. Allora, un accordo con il diavolo è un accordo sbagliato a prescindere e secondo la nostra percezione, la percezione israeliana, Hamas è un'organizzazione terroristica, non è un'organizzazione politica o umanitaria e pertanto qualunque accordo con un'organizzazione terroristica non può che avere degli elementi sbagliati, e anche un accordo di questo tipo, che è fondamentale per l'esistenza stessa di Israele, ritrovare e riavere in casa queste tre ragazze è veramente un bisogno esistenziale non solo dei genitori e delle famiglie, ma di tutta la popolazione. È stato come essere in apnea, forse senza nemmeno saperlo, ed un tratto riempire i polmoni di nuovo di ossigeno. È stata veramente una sensazione incredibile vedere queste tre ragazze innocenti a casa. Esistenziale. Dall'altro lato la consapevolezza che questo bisogno esistenziale comporta è anche reduce da un altro accordo. Sento un pochino la voce spezzata, David, non so tu dove ti trovi in Sono in questo diretto il momento, ti 7 prego ottobre. di metterti in un Parlo. punto. Ecco, proviamo. Mi senti? Sì, scusa. Proviamo, Ecco, no, vai. dicevo che Israele comunque è anche reduce da un altro accordo con Hamas che ha portato poi in modo indiretto al 7 ottobre. Parlo dell'accordo a favore del rilascio di Gilad Shalit, che era un soldato israeliano di Hamas, e Israele ha restituito 1.300 soldati a favore del rilascio di Gilad Shalit. Scusa, 1.300 terroristi palestinesi dai carceri israeliani a favore di questo soldato israeliano. Ecco, sappiamo che tra questi terroristi palestinesi rilasciati c'era anche il del 7 ottobre. Sappiamo che questi scambi sono degli scambi che porteranno poi ad altro dolore, altre distruzioni, in quanto questi sono terroristi dichiarati che tornano con il desiderio e anche con la forse giusta motivazione, vista la loro percezione del conflitto, di tornare a combattere. E quindi concludo, nonostante la gioia infinita, anche la preoccupazione, il terrore e la paura di aver fatto un accordo che è fondamentalmente anche sbagliato. Un raccordo fondamentalmente sbagliato, e tutto questo diventa anche un momento anche di profonda preoccupazione, no? Lo hai detto tu molto bene, e oggi riportano tutte le agenzie e gli articoli, diciamo quelli un pochino più complessi, analitici, c'è una seconda fase molto molto a rischio. Perché c'è questa seconda fase a rischio? E poi un'altra domanda che voglio farti, perché abbiamo aperto ovviamente parlando dell'Inauguration Day e di Trump. Quanto ha inciso l'elezione, l'insediamento e poi la mossa di Trump per la liberazione di questi ostaggi? Una liberazione che poi lui subito, degli ostaggi, scusami, anche del cessate il fuoco, perché sul cessate il fuoco Trump ovviamente ha subito rivendicato la sua menina, ha detto un cessate il fuoco epico a Gaza è tutto merito mio. Cominciamo dalla fragile tregua. Sì, la tregua è una tregua fragile, c'è chi la definisce appesa a un filo, in quanto la dinamica con Hamas è una dinamica particolare, non è un accordo tra due eserciti, tra due governi con caratteri politici, diplomatici, è per appunto un accordo con un'organizzazione terroristica che agisce da organizzazione terroristica, quindi in maniera molto meno coerente, molto meno lineare. Un piccolo esempio: la lista dei 3 ostaggi che devono essere liberati domenica doveva arrivare sabato sera. La lista è arrivata poi domenica mattina alle 10 del mattino, diverse ore dopo l'accordo. Quindi prima ancora di aver iniziato di fatto l'accordo, ecco che Hamas aveva già infranto quella
quella prima clausola che appunto prevedeva la data e l'orario della dichiarazione di questi 3 ostaggi che sarebbero stati liberati. Quindi Hamas agisce in maniera un po' tanto scostante, e ciò potrebbe in qualche modo danneggiare quella che è la tregua e quello che è l'accordo in corso, sicuramente in una seconda fase che comporterà delle rinunce ancora più grandi e delle clausole ancora più complesse. Per quanto riguarda invece Trump... Ecco, Trump, il ruolo di Trump in questo, e quanto potrebbe, secondo te, da quello anche che si dice, diciamo, di accreditato in Israele, incidere in futuro? Perché poi adesso è questa la domanda, e questo è il quesito fondamentale. Trump ha un potere deterrente inspiegabile sul Medio Oriente, nel senso che sappiamo che di fatto durante la sua prima cadenza non è che Trump abbia gestito chissà quali conflitti o guerre, eppure le sue parole in qualche modo sembra che riescano a fare leva sugli israeliani e anche sui palestinesi più di quanto abbiano fatto le parole di Biden. Così, prima ancora che lui sia entrato in carica, sappiamo che la sua sola presenza, la sua sola nomina, questo suo carisma, che poi appunto funge da effetto deterrente, ha avuto un grande impatto su quello che è stato poi l'accordo. In termini diversi, nel caso dei palestinesi forse ha causato una sorta di uno spavento, ecco, le dichiarazioni di Trump circa gli ostaggi. Ricordiamo che Trump aveva detto che se gli ostaggi non fossero stati rilasciati, lui avrebbe aperto le porte dell'inferno. Nel caso di Israele, invece, considerata la sua vicinanza a Netanyahu e la sua forte amicizia con il premier israeliano, ci fa pensare che questo impatto, questa influenza non sia dovuta poi da un'effettiva paura, ma da un desiderio di andargli incontro e di assecondarlo in quelle che sono le sue richieste. Ecco, un'ultima domanda, David: qual è il clima in Israele in questo momento, e soprattutto tra i giovani? È un clima complesso, è un clima estremamente complesso. E anche questa è una cosa che ho scritto nell'articolo. Ci siamo abituati, sì, da bambini, a concepire il giusto come giusto, lo sbagliato come sbagliato, il bene come bene, il male come male. Invece poi tutto si mescola e tutto si complica e diventa davvero, 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 davvero complesso, complicato cercare di interpretare gli animi delle persone in modo binario. Ecco, Ma ora l'atmosfera anche con attuale... l'insediamento di Trump e questa nuova politica, diciamo così, un po' più risolutiva, almeno pare, c'è più speranza? Sicuramente c'è da un lato più speranza, dall'altro lato anche un po' più di timore, perché comunque Biden, per quanto fosse meno dichiaratamente schierato di Trump, bene o male la sua linea, era coerente con la sua linea, era una persona abbastanza lineare da questo punto di vista. Trump invece è un joker, un'incognita, può predicare una cosa e poi in qualche modo compierne un'altra, e quindi c'è anche questo timore dell'elemento ignoto nel caso di Trump. Quindi c'è grande speranza da un lato, e poi di nuovo paura, timore, felicità, tristezza, rabbia, dolore e tutte le forme di questo trauma che Tutte le poi Israele si porta sfaccettature che appresso. attraversano l'animo umano in questo dramma, mi stai dicendo. Ci sono tanti sentimenti che si intrecciano, ovviamente. E a livello politico tu vedi, tu lo hai detto chiaramente, ma a livello politico qual è la percezione lì in Israele? Allora, mai come prima di quest'ultimo periodo, credo che la connessione tra la popolazione e il governo fosse basata unicamente su quella che è una funzione di sicurezza. Nel senso, se prima del 7 ottobre ci si aspettava dal governo che fornisse tante cose, tra le quali una stabilità economica, rapporti diplomatici, oggi gli israeliani chiedono alla propria leadership una sicurezza, una stabilità dal punto di vista di sicurezza personale di ognuno degli israeliani, che dopo il 7 ottobre si sentono esposti e in perenne Si sentono pericolo. sempre più insicuri. Esatto. E quindi diciamo che il rapporto, il legame con
con il governo attuale è un rapporto che muta a seconda dei periodi. Quando c'è stato per esempio questo attacco in Libano così efficace, così importante, ecco che c'era molto più consenso nei confronti del governo. Invece in periodi in cui Israele fa dei passi indietro rispetto al conflitto, ecco che invece anche il governo ne risente in termini di consenso. C'è un'oscillazione, insomma, in tutto questo. E allora, io sono alle battute finali, ti ringrazio molto David, ci sentiamo per gli aggiornamenti quando potrai e vorrai, io sono molto contenta di ospitarti, perché sei sempre molto chiaro, ci dai una panoramica importante, oltre che un punto di vista proprio da Israele. Ti saluto, ti auguro un buon anno a tutti e speriamo davvero che ci siano dei risultati finalmente concreti e che Trump possa essere il risolutore in questo senso per questo nuovo corso di pace. Grazie. Grazie e noi ci vediamo, saluto tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori, ci vediamo se volete martedì prossimo.